seconda giornata di questo importante congresso europeo continentale di oncologia, 37.000 partecipanti fino a martedì, si fa appunto delle principali innovazioni che stanno portando per molte forme dell'neoplasia, queste patologie curabili, addirittura alcune volte guaribili. Molto resta ancora da fare per molte forme, ma la ricerca ogni giorno del confronto tra i clinici che avviene in queste sale particolarmente affollate testimonia peraltro anche il ruolo dell'Italia. Oggi ci occupiamo di un tema importante, il tumore al seno e il problema legato alle metastasi cerebrali. Viene presentato uno studio importante, ne parliamo con due fra i massimi esperti, non solo italiani, di tumore al seno, la professoressa Valentina Guarneri, direttore dell'oncologia 2 dello IOV e professore ordinario di oncologia medica all'Università di Padova, e il professor Giampaolo Bianchini, professore associato e responsabile del gruppo Mamma del San Raffaele di Milano. Professoressa Guarneri, il tema importante è quello della terapia che oggi viene ad essere sempre più innovativa nei confronti del carcinoma mammario. Abbiamo alcuni colleghi che abbiamo parlato anche all'ASCO, questo ultimo Deruxetan mostra un'attività clinica importante. Come possiamo inquadrare con l'intervento questa patologia e perché è importante lo studio che avete presentato oggi? Allora, sicuramente la patologia mammaria rappresenta una delle neoplasie più frequenti, e quando in fase metastatica siamo ancora nella condizione in cui noi possiamo cercare di prolungare il più possibile la sopravvivenza, ma ancora purtroppo solo una piccola quota di pazienti può arrivare ad avere l'eradicazione della malattia. Negli ultimi anni abbiamo visto degli avanzamenti importanti in questo prolungamento della sopravvivenza, tanto che a volte si parla proprio di cronicizzazione. Diversi tipi di trattamento che si sono dimostrate efficaci, e la sempre disponibilità di nuove molecole, in particolare che vanno a targettare HER2, ha drammaticamente cambiato la storia naturale di questa malattia. Questo porta da una parte ad avere pazienti che vivono in fase metastatica diversi anni, ma porta anche ad accentuare il fenomeno della manifestazione delle metastasi cerebrali. Questo perché il tumore HER2 positivo ha di per sé una particolare propensione a dare metastasizzazione a livello cerebrale. Il fatto di avere un controllo oggi della malattia extra cerebrale molto prolungato fa sì che sempre più pazienti purtroppo in fase metastatica prima o poi sviluppino malattia a livello encefalico. E se questa fino a una quindicina di anni fa era una, tra virgolette, una condanna, perché la sopravvivenza era molto limitata, avendo pochi farmaci efficaci sul sistema nervoso centrale, perché il cervello è protetto da una barriera che fa sì che i farmaci passino meno, però oggi sappiamo intanto che il fatto che si verifichino le metastasi in realtà rende più permeabile questa barriera, ed avere più farmaci, più modalità di intervento, che comprende anche dei trattamenti blocco regionale a livello cerebrale, porta ad avere anche in questi sottogruppi delle sopravvivenze molto, molto più lunghe. E proprio in questo contesto si colloca lo studio Destiny Breast 12, perché in realtà non è uno studio che è andato a confrontare un farmaco verso un altro, perché nello studio si utilizzava il trasfuso deruxtecan, quindi uno studio di fase 3B4, è andato proprio ad lavorare due coorti di pazienti, una con metastasi cerebrali al momento dell'arruolamento e una coorte di pazienti senza metastasi cerebrali, ed è andato poi a vedere l'efficacia di questo trattamento in questi due coorti di pazienti. Ecco, professor Bianchini, questo è un dato importante che abbiamo visto anche a Chicago, qua si parlava del caso di Destiny 04, qui parliamo di Destiny 12. Perché è importante questo studio? Perché è importante poter parlare anche di un setting molto complesso quale quello del paziente metastatico, di cronicizzazione? Allora, quello che noi abbiamo come esigenza, sia come clinici che per rispondere a quello che i nostri pazienti ci chiedono, che è io voglio avere più quantità e qualità di vita, è ovviamente l'obiettivo del trattamento in fase metastatica. Come diceva la professoressa Guarneri, esistono casi particolari che non entriamo qua nella dissezione di questi casi, nei quali il trattamento anche in fase metastatica del tumore mammario potrebbe portare a un'eventuale
risoluzione della malattia o una possibile guarigione, ma normalmente l'obiettivo è quello di prolungare anche di tantissimo. Questo è un farmaco estremamente efficace in questo contesto, ma quello che è unico, come diceva giustamente la professoressa, ci sono 2 corti, ma tutta l'attenzione dei clinici e anche dei pazienti è sulla corte dedicata ai pazienti con metastasi encefaliche. Io sono vecchio abbastanza da ricordare quando la sopravvivenza di una donna con metastasi encefalica a 6 mesi era inferiore al 20%. Purtroppo non avevamo farmaci, c'era solo la radioterapia, spesso le trovavamo che erano multisede, quindi c'erano poche sedi, si usava poco la stereotassica, era un'altra era geologica. Giusto per capire quanto ci siamo mossi, adesso la sopravvivenza è superiore all'80% a 12 mesi in uno stesso set di popolazione, quindi veramente è una piccola rivoluzione. Se noi entriamo appunto in questo sottogruppo di popolazione, vedere dei tassi di risposta che superano il 60%, che è un numero veramente importante, anche se parlassimo di malattia extraencefalica, che questo farmaco dà questi tassi di risposta, ma già questo è un unicum, ma vedere riprodotti questi tassi di risposta che avevano entusiasmato nel setting extraencefalico all'interno dell'encefalo è quello che rende questo studio probabilmente da una parte l'unico studio nel setting metastatico del breast veramente practice changing e dall'altra parte danno l'importanza di comprendere come mai questo farmaco è così efficace, aprendo la strada a cercare di trovare altri farmaci che abbiano efficacia simili sia nella mammella sia in altre patologie a livello dell'encefalo, utilizzando ovviamente il magico trucco che non sappiamo ancora spiegare completamente, cioè perché questo funziona così bene e altri farmaci invece funzionano meno bene. Avevamo già toccati che è un farmaco che funziona molto bene a livello encefalico, però giusto per dire, qua abbiamo aumentato di circa un 20% il tasso di risposte che era già alto intorno al 40%, quindi veramente un ottimo risultato. Ecco, Valentina, importante quanto diceva da Paolo il tema che questo può cambiare la pratica clinica. Perché? Allora, diciamo che oggi, prima della presentazione di questi risultati, anche le linee guida, anche di ESMO, discriminavano il trattamento dei pazienti dopo la prima linea a ricevere il trattamento con tucatine, perché come diceva appunto prima Giampaolo, ha uno studio dedicato ai pazienti con metastasi cerebrali che aveva dimostrato questi tassi importanti di risposta, quindi nelle pazienti anche un vantaggio di sopravvivenza, quindi nella malattia encefalica si prediligeva la scelta della tucatine perché comunque è una combinazione a 3 farmaci, perché tucatine, tucaticitapina più trastuzumab, rispetto al deruxtecan che invece veniva di fatto dato come scelta preferibile quando c'era più carico di malattia extra-CNS. Diciamo che questi dati vanno un po' a colmare la mancanza precedentemente, quindi nello sviluppo del deruxtecan, di dati su pazienti con metastasi cerebrali, in particolare nel sottogruppo di pazienti con metastasi cerebrali attive, che è un po' diciamo, metastasi cerebrali è un termine generico che include pazienti magari con malattia stabile perché ha fatto un trattamento radioterapico, le metastasi stanno lì, ci sono però anche pazienti in cui le metastasi sono di nuova insorgenza o sono in progressione nonostante aver già ricevuto un trattamento a livello encefalico di tipo radioterapico prevalentemente, e sicuramente questo sottogruppo che noi definiamo come metastasi cerebrali attive è quello un po' più, tra virgolette, complicato da trattare. Ecco, diciamo che questo studio va a colmare questa assenza di dati appunto prima del test di 12, che invece ci conferma che quello che noi abbiamo visto in pazienti con malattia prevalentemente extra CNS, che erano già degli studi che citavamo prima, mantiene una importante attività anche a livello delle metastasi cerebrali, sia stabili che appunto attive. Questo sicuramente fa sì che questo algoritmo potrebbe cambiare, laddove a quel punto sia
innovazioni aumenta quindi la possibilità di personalizzare sempre più, e questa è la grande sfida che ormai è pratica clinica della lotta al carcinoma mammario, e che vede il ruolo d'Italia per noi siete fra i principali investigatori e i principali approvatori a livello internazionale di questo studio, testimonia l'Italia. Sì, come abbiamo detto anche in altre occasioni, noi dobbiamo essere orgogliosi non solo del nostro sistema sanitario, qualcuno recentemente, non dall'Italia, diceva voi avete il miglior sistema sanitario del mondo. Quando io descrivevo che cosa un paziente può ricevere, questo è un farmaco che si può ricevere rimborsato dal sistema sanitario nazionale, giusto per essere chiari. Dall'altra parte la ricerca italiana ha delle performance che, se noi andiamo a valutare l'investimento e la resa, sono le più alte a livello europeo. Non sta a me sottolineare che l'investimento non è a livello più alto a livello europeo, ma questo è un altro dettaglio. E anche nella ricerca clinica, che viene ovviamente in questo caso supportata dalle aziende, perché i farmaci innovativi vengono dalle aziende farmaceutiche, c'è una partnership tra la ricerca e l'accademia, perché questi farmaci vengono sviluppati insieme, e il ruolo dell'Italia in tutti questi studi, anche negli ultimi studi che abbiamo visto tra PISCEGI, in tante patologie, ma in particolare nel tumore mammella, è sempre in primo piano, con tantissimi investigatori che svolgono un ruolo chiave, non soltanto ovviamente nell'arruolare i pazienti, ma hanno ruoli chiave nel disegno degli studi, nel contribuire. Molti di noi sono membri di quelli che si chiamano steering committee, che sono l'aiuto che le aziende chiedono all'accademia per dare suggerimenti per migliorare a volte uno studio, o per riuscire a capire che cosa all'interno di uno studio non funziona al meglio e si può migliorare al fine di avere una risposta più chiara. Quindi io credo che anche sotto questo punto di vista il messaggio complessivo è: cerchiamo di vedere i limiti che ci sono nel nostro sistema, ma anche i punti di forza. Bene, abbiamo 10 minuti per il dibattito, domande ai colleghi. Vera? No, Alessandro. Sì, no, vai. sì. Valentina, scusa, premetto che all'inizio facevo le foto, quindi forse ho perso un pezzo, chiedo scusa se dico una cosa stupida. No, parlavi del discorso del Tucati, no? Dicevi, adesso abbiamo 3 Stutzman del Ruxtecan che sappiamo che si può usare anche nei pazienti come metastasi cerebrali, però diciamo, ho capito, questo non è uno studio appunto di confronto tra 2 trattamenti, quindi non c'è un confronto diretto Tucati tra Stutzman del Ruxtecan. Quindi come deciderete, diciamo, come metterli in sequenza? Prima ci hai detto, prima il trastuzumab deruxtecan e poi il Tucati. Sì, allora di fatto uno studio di confronto non c'è, ma nemmeno sarà mai fatto. Ma nemmeno sinceramente dal punto di vista clinico ne sentiamo l'esigenza, perché comunque sappiamo che sono combinazioni efficaci, hanno profili di tollerabilità diversi. Deruxtecan effettivamente come trattamento di seconda linea dà dei risultati veramente imponenti e lo ha dimostrato appunto nello studio di confronto con il TDM, che era la seconda linea dopo trastuzumab e chemioterapia, per cui lì si è collocato, rimaneva la nicchia delle metacerebrali attive, perché queste pazienti erano specificamente entrate nello studio con il Tucatinib, perché si parte da uno storico che, quando parlavo di barriera ematoencefalica, in effetti all'inizio sembrava che le piccole molecole come il Tucatinib, proprio perché rispetto agli anticorpi monoclonali, che è Deruxtecan, sembrava avessero questa maggiore penetrazione a livello encefalico, quindi già ai tempi di Lapatinib c'era questa idea che queste molecole potessero dare una maggior controllo, una maggiore efficacia, almeno maggiori concentrazioni attive a livello encefalico. Quindi Tucatinib rimane un farmaco importante, ha avuto la lungimiranza. Ricordiamoci che per anni le pazienti con metacerebrali negli studi non entravano, perché voleva dire una popolazione con outcome, le sopravvivenze di cui parlava Giampaolo, quindi per anni sono stata una popolazione negretta. Quindi devo dire che lo studio con Tucatinib è stato uno dei primi che ha detto: mi dedico ai pazienti con queste caratteristiche. Quindi l'auto va a uno studio che a quel tempo è stato molto lungimirante, perché in effetti poi si sono ritagliati la popolazione di pazienti con queste caratteristiche, per cui, come dicevamo prima, le linee guida dicevano non che non ci fossero dati con Deruxtecan, ma erano su
metastasi cerebrali attive, ma erano studi un po' più piccoli, tipo il Taxido, così, che già ci facevano immaginare poi i dati che hanno confermato il Destiny 12. Quindi il ragionamento delle linee guida era dove ha una malattia prevalentemente extra dominante a livello extra CNS, Deruxtecan ha il suo spazio dimostrato negli studi di confronto con i vecchi standard, nella nicchia dei pazienti per metastasi cerebrali attive è preferibile Tucatinib. Ora abbiamo le due opzioni, si tratterà appunto proprio di decidere sulla base del profilo paziente, delle tossicità attese e ovviamente poi, ripeto, lo studio di confronto sinceramente ecco, diventa un po'... No, non c'è nessuno. non si farà. Non ne sentirei l'esigenza. Posso essere un po' meno diplomatico di quello che diceva la professoressa, sì, ci piace. nel senso che Vacanze di è un po' diplomazia. come se noi andassimo alle Olimpiadi e sappiamo che un corridore ha fatto 100 metri in 10 secondi e un altro in 6 e mezzo. Non hanno mai corso uno contro l'altro, però 6 e mezzo è tanta differenza rispetto ai 10, ok? Qua i numeri di differenza sono molto forti, cioè per esempio la mediana di PFS, che non era nel poi primario del gruppo con metastasi encefaliche, che essendo 250 pazienti sono più di quelle inserite con metastasi encefaliche nello studio con Tucatinib, impressionante, quindi un dato robusto, è quasi il doppio. Okay, quindi non stiamo parlando ovviamente di piccole differenze, quindi è vero tutto che noi andremo sempre a tener conto anche delle preferenze dei pazienti, poi soprattutto non è che tutte le presentazioni di malattia encefalica sono uguali, un conto è una singola lesione piccola radiotrattata dove magari io faccio anche un tailoring di tollerabilità, che è quelli che noi chiamiamo stable brain, e un conto è una lesione senza malattia extraencefalica, e un conto è una paziente con altre caratteristiche, cioè esistono anche situazioni dove noi non facciamo terapia sistemica, facciamo solo terapia locale nella malattia encefalica, giusto per essere chiaro, lì entreremo in aspetti un po' più tecnici, però il punto è la differenza, senza fare un confronto tra i numeri, che è una roba proprio da tecnici, è comunque così importante da, l'ha detto comunque, ma io lo rendo un po' più chiaro, da rendere l'algoritmo molto rigido, quindi ci sarà sempre il ragionamento clinico, sempre la condivisione col paziente, ma l'algoritmo cambia, per questo è practice changing. Okay. Veda? Sì, restando nel setting delle pazienti metastatiche, che altro, c'è qualcos'altro di rilevante in questo ESMO? Sì, nel senso che ovviamente il fatto che io abbia detto attenzione alle pagine. ovviamente però i titoli delle presentazioni sono tutti fuori, quindi la risposta è questo è l'unico studio practice change, cioè vuol dire che impatta direttamente sulla clinica. Non vuol dire che non ci siano studi estremamente interessanti, ci sono alcune che sono provocative, cioè che ti indicano la direzione in cui andare, o nella ricerca clinica o in quella clinica, e altri studi, per esempio, sono open impact, cioè aprono delle strade. Facciamo un esempio: ieri nella presentazione, i dati rilasciati, i dati dello studio Icarus, con un altro ADC, quindi un altro antibody drug conjugate della stessa classe di trastuzumab deruxtecan, questo farmaco targetta una proteina diversa, che è il 3, non è il 2, tecnicamente invece il pelo, la chemioterapia e l'appiccichino, il linker, sono identici a quelli di trastuzumab deruxtecan. I dati di efficacia sono risultati impressionanti, ma il punto è che avendo anche trastuzumab deruxtecan, quando uno poi va a fare il confronto comincia a dire, beh, sono simili, quindi è impressionante perché noi siamo rimasti impressionati da trastuzumab deruxtecan. Però poi quando ti chiedi se sarà practice changing, la domanda è dove vado nell'algoritmo terapeutico a metterlo, tenendo conto che ha lo stesso payload e lo stesso linker. Quindi probabilmente in sequenza non sarà così efficace come in una paziente non pretrattata. Quindi no, a quest'ESMO ci sono tante cose importanti nella malattia metastatica,
Questo però è l'unico studio con un impatto diretto e immediato, diciamo domani mattina, nella pratica clinica. Io volevo chiedere sempre a questo proposito, sempre nel quadro del tumore al seno metastatico, anche dopo anni si possono ricreare delle metastasi, qual è un po' il messaggio che vogliamo dare da questo congresso a questo setting di pazienti, considerando al di là delle metastasi cerebrali ci sono anche le metastasi ossee che vengono considerate un po' come una condanna, anche queste quando compaiono, no? Quindi la professoressa diceva ormai anche in questo setting di pazienti c'è una cronicizzazione. Allora diciamo sì, allora, il messaggio è che, come diceva appunto, addirittura ci troviamo quasi a dire abbiamo farmaci efficaci, non sapremo dove andranno a collocarsi, perché effettivamente la pletora di farmaci che si stanno studiando è veramente importante e il concetto è un po' quello e sappiamo sempre che qualunque nuovo farmaco parte a essere studiato nella malattia metastatica, quindi noi avremo sempre più dati di pazienti con appunto malattia in fase metastatica in cui potremo iniziare ad avere dei dati di attività e di sicurezza, e quindi il concetto sarà poi quello di portare avanti le molecole che hanno anche il miglior profilo dal punto di vista di tollerabilità, perché ricordiamoci che soprattutto il metastatico la qualità di vita rimane uno degli endpoint fondamentali per poi dare valore a un trattamento e inserirlo davvero in un algoritmo terapeutico, perché nessuno vuole farmaci che impattano negativamente sulla qualità di vita, anche se magari hanno un'attività di base importante. Abbiamo lasciato per strada molti farmaci, molti inibitori di PI3K, si sono veramente, anche a fronte di studi positivi, non sono poi stati sviluppati perché non davano un profilo di tollerabilità adeguato rispetto appunto allo scenario dei trattamenti disponibili. Quindi il messaggio è sicuramente da una parte quello incoraggiante che abbiamo sempre più farmaci, avremo possibilmente sempre più la possibilità di delineare degli algoritmi personalizzati. Ricordiamoci però sempre che c'è comunque una quota di pazienti resistenti che non risponde ai trattamenti, quindi non è chiaro anche nei messaggi. Quando siamo in ambulatorio con la paziente non parliamo del 20% dei pazienti che progredisce entro la prima rivalutazione, 10% a seconda, poi più avanti nelle linee maggiori sono, perché, ma cerchiamo di valorizzare quello che è la miglior possibilità terapeutica per la paziente, perché è chiaro che c'è un'alleanza terapeutica, c'è un empowerment, se la paziente parte scoraggiata di pensare di stare nel gruppo di quelle che non risponderanno, che andranno male, che non rispondono a niente, non credo che questo aiuti nell'affrontare nella maniera corretta i trattamenti. Quindi sicuramente da una parte il messaggio è quello, dall'altra è che stiamo tantissimo lavorando proprio sui marcatori di resistenza, perché è vero, 60% di risposte, 90% vive un anno, però ricordiamoci che c'è un 10%, cioè morto un anno nello studio Destiny 12, e oggi ci sono tanti studi che stanno proprio andando a studiare tessuto, biopsia liquida, e per andare a identificare questi meccanismi di resistenza, per arrivare a dire ok, queste mediane, che sono mediane, ricordiamoci, la mediana vuol dire che il 50% è progredito morto prima e il 50% è progredisce o muore dopo, ecco, di lavorare, di garantire queste mediane a tutte le pazienti, che è un po' una cosa molto impropria dal punto di vista statistico, e quindi di andare a identificare per lavorare anche in fase metastatica, in quello che già stiamo lavorando sulla fase adjuvante, che è l'escalation e la descalation, vuol dire do di più, faccio le combinazioni, studio la famosa strategia DON, quindi c'è quello, ci metto anche l'immuno, poi vedo se ci combino anche questo, solo per quei pazienti che potremo preidentificare che non risponderebbero alla prima linea tra virgolette standard, e anche di provare a togliere parte del trattamento, quindi magari si stanno anche studiando dei regimi che fanno magari un regime di attacco anche con gli ADC per 6 cicli e poi il mantenimento, perché adesso ricordiamoci che da qualche anno è passato il dogma del trattamento anti-progression, che è molto difficile in fase metastatica perché la paziente ti chiede quanti cicli devo fare, e la risposta è finché funziona, finché non è tossico, che ovviamente io non comunico così in ambulatorio, perché se no vabbè, quindi cosa aspetti, che progredisca o che abbia che sarebbe una modalità comunicativa, guarda sei stata nominata e
via, però purtroppo la sostanza è quella, quindi oggi lo scenario diciamo, degli studi che stiamo facendo attualmente ora è proprio quella di vedere quindi sì, che non ci dimentichiamo, ora abbiamo visto anche Giampaolo ha delineato tutto lo scenario positivo, ricordiamoci che le polmoniti continuano a esserci e le morti tossiche sono descritte anche nell'SM12, poche, però ricordiamoci che rispetto all'inizio che non sapevamo di questa tossicità, oggi nei protocolli ci sono delle sorveglianze per queste polmoniti interstiziali molto attive, quindi questa è una nota di cautela, proprio per questo si sta lavorando su vedere se davvero bisogna fare. Io ho una paziente che è arrivata al 40° ciclo, però ecco, nella pratica sarebbe bello avere anche regimi che ti danno una fase di attacco e poi magari delle possibilità di mantenimenti per descalare un po' il trattamento anche metastatico. No, ma tu siamo in chiusura, ricordiamo che sono 52.000 le donne Ecco, con questo. seno metastatica che vivono ad oggi, dati AIO sul mercato 2023, 52.000. Posso solo, allora, la domanda era una domanda che tipicamente ci fanno i pazienti, vengono e ci dicono io ho la malattia nell'osso o dell'osso, perché loro collegano il sito dove hanno la malattia con il tipo di malattia. Mia mamma aveva la malattia nel fegato, okay? Non il carcinoma della mammella metastatico. E io di solito prendo questa informazione e dico, tenga presente che i tumori purtroppo vanno in giro, quando vanno in giro possono andare in tanti organi e la terapia funzionerà bene comunque. Prima l'unica eccezione era l'encefalo, quella era l'unica serie, quindi l'osso va come tutto il resto, cioè per me osso, fegato, polmone, uguale, cioè nel senso che è malattia mammaria, è biopositiva, luminare così. E sempre l'ultima chiosa, se uno vuole riassumere, dare una nuances per far capire a una persona laica che legge come è cambiata la tumore mammella, negli ultimi 5 anni noi abbiamo in tutti e 3 sottotipi di tumore mammella, biopositivi, luminare, triplo negativo, almeno 2 classi di farmaci, non 2 farmaci, 2 classi che hanno dimostrato un incremento statisticamente significativo della sopravvivenza. È tantissimo, cioè vuol dire che ogni paziente con tumore della mammella metastatico di qualsiasi tipo abbia, nel suo armamentario terapeutico ha almeno 2 farmaci nuovi arrivati negli ultimi 5 anni che hanno dimostrato di prolungare in modo importante la sopravvivenza. Questo dà il respiro di quanto è cambiato il tumore della mammella, ripeto, non negli ultimi 20, ma negli ultimi 5, e ovviamente anche le aspettative di ritorno alla domanda che faceva Primavera. Ci sono degli altri farmaci interessanti che verranno preparati nelle prossime sessioni, io lo so perché ero nel track, quindi ovviamente non volevo fare violazioni di confidentiality anche sui risultati, però nel senso che l'ESMO, come sempre, è un programma estremamente ricco e ottime notizie sempre per i pazienti con tumore mammella rosso. Bene, con questa buona notizia di questo studio che cambia la pratica clinica, chiudiamo questa conferenza stampa, grazie ai colleghi presenti, grazie a quelli che ci hanno seguito, grazie alla professoressa Barnelli.